Matteo, capitolo 5, dal verso 13 al verso 16. Gesù sta parlando, questo è il Sermone sul Monte, dopo il passo delle Beatitudini, dice così: Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Signore, parla al nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo, perché, Signore, a livello razionale noi riconosciamo quanto è chiaro questo insegnamento, ma abbiamo bisogno, Signore, che non rimanga depositato soltanto a livello del nostro intelletto, ma che lo Spirito Santo lo imprima nel nostro spirito, Signore, perché diventi realtà di vita per noi. Signore, non vogliamo essere uditori soltanto, ma adempitori, esecutori della Tua parola, per vedere quanto Tu hai promesso. Attendiamo segni, prodigi, miracoli, attendiamo nuove nascite, Signore, attendiamo chiamate al Tuo servizio dopo l'effetto della Tua parola. Per questo, Signore, Ti confesso di essere insufficiente davanti a questo compito. Riempimi di Spirito Santo, purifica il mio cuore, la mia mente, le mie labbra. Aiutami, Signore, a condividere con i miei fratelli e le mie sorelle quello che Tu ci vuoi dire. Te lo chiedo con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. Solo in Cristo c'è salvezza. La salvezza viene dal Signore. La vita eterna la dà Dio e Dio si è fatto conoscere per mezzo del suo figliuolo. Quanti non hanno accettato Cristo come Salvatore sono in una direzione opposta alla vita eterna, opposta al perdono dei peccati, ma Gesù è venuto per farci cambiare direzione, Gesù è venuto per salvarci, Gesù è venuto per tirarci fuori dal guaio in cui ci trovavamo. Egli è il Salvatore, Egli è colui che è capace di rialzare la nostra vita, Egli è colui che cancella i peccati. In Cristo c'è salvezza. L'unico messaggio che può dare vita all'anima è il messaggio del Vangelo. Solo quello, nient'altro. Tutto quello che noi possiamo fare a contorno non ha efficacia. Può essere un pretesto, ma il messaggio di salvezza è il messaggio del Vangelo, che dice che c'è una buona notizia per gli uomini e Gesù ci vuole salvare. Alleluia. Questo è il messaggio che il mondo intero deve conoscere. Quando noi diciamo mondo intero, sia ben chiaro che noi stiamo parlando di tutte le persone e ne stiamo parlando in questi termini, una per una, una per una. Il messaggio del Vangelo non è un messaggio predicato a livello universale a organizzazioni, a folle. Il messaggio del Vangelo è predicato al mondo per raggiungere le persone una per una. Uno per uno, ogni uomo, ogni donna devono conoscere Cristo, perché uno per uno gli uomini e le donne hanno bisogno di conoscere Cristo. Amen. E Cristo è pronto a farsi conoscere. Ora, voi sapete che molti nel mondo sono scettici riguardo a Gesù. Non sono convinti. Molti, soprattutto nel nostro tempo, a distanza di 20 secoli dalla storia di Gesù, dal fatto storico di Gesù, dicono: io non c'ero, devo stare a quello che mi è stato detto, voci riportate. E voi sapete il gioco del telefono senza fini,
È il classico esempio che si fa per dire che la prima fonte, se va di voce in voce, arriva al nostro orecchio completamente cambiata. E molti sono scettici e dicono: ma non so se Gesù è veramente esistito, forse è stato un modo per acquietare l'agitazione dei popoli, un modo con cui i governanti hanno cercato di tenere a bada. C'era un filosofo della seconda metà dell'Ottocento che diceva che la religione è l'oppio dei popoli, viene usato dai centri di potere per stordire. Quindi molti sono scettici riguardo a questo Gesù, eppure abbiamo appena detto che Gesù salva, che l'anima ha bisogno di Gesù per la salvezza. E quindi c'è bisogno di una prova che Gesù esista davvero. Beh, fratelli, questa mattina, per mezzo della parola del Signore, noi possiamo dire che c'è una prova che dimostra che Gesù esiste. Se noi andiamo in questo momento nella piazza principale di Arona, proclamando: ho la prova che Gesù esiste, credo che molti si fermerebbero, perché molti vogliono la prova. Cosa hai trovato? Un manoscritto originale? Una fotografia? Una sindone, ma quella vera, firmata da Pilato, con il timbro a fuoco di quel governatore? La testimonianza inconfutabile, storica, scientifica, culturale, che Gesù esiste, neanche quello convincerebbe, perché qualcuno potrebbe dire: chi mi dice che è quella vera? Eppure una prova c'è, che Gesù esiste. E udite, udite, la prova dell'esistenza di Gesù siamo noi. Ah, pensavo altro. Che delusione. No, la prova che Gesù esiste siamo noi, i credenti, quelli che sono stati toccati, trasformati, nati di nuovo per l'opera di Gesù, diventano la prova che Gesù esiste. Il messaggio di questa mattina è un messaggio di prospettiva, è un messaggio di progetto per la nostra vita, è un messaggio che ci deve entusiasmare, è un messaggio che apre i nostri occhi per dare senso alla nostra vita. Gesù qui non dice: voi, come molti predicano, ma predicano non biblicamente se predicano così, voi dovete essere il sale della terra, voi dovete essere la luce del mondo. Non dice così il Signore. Gesù dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Cioè vi copro con un mantello, vi incarico di un mandato, vi do una missione. Io mi muoverò nel mondo tramite voi. Gloria a Dio! Che onore, che privilegio! Noi siamo la prova, i credenti sono la prova. Abbiamo letto questo passo mentre leggevo l'epistola di Pietro. Ho pensato, e credo di non sbagliarmi, che l'Apostolo stesse citando proprio le parole di Gesù che aveva udito nel sermone sul monte, quando nella prima epistola, al capitolo 2, dice: carissimi, io vi esorto, è Pietro che parla, non Gesù, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani. Ascoltate se non vi sembra che Pietro stia citando Gesù, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Non vi sembra quello che dice Gesù?
così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Pietro era stato alla scuola di Gesù. E come succede sempre, un discepolo prende dal maestro, cita il maestro, ha l'impronta del maestro. Che bello sentire una citazione di Gesù nell'insegnamento di Pietro. A Pietro rimase impresso quell'insegnamento. Noi siamo la prova che Gesù esiste. Quando Barnaba, incaricato dalla chiesa di Gerusalemme, andò in questa chiesa nascente di Antiochia, vide e osservò, riconobbe che c'era un'opera che era compiuta dal Signore, e scrive così Luca negli Atti degli Apostoli. Dice, essi parteciparono, Saulo e Barnaba parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ascoltate, dice così poi il testo. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Dice, per la prima volta i discepoli, i credenti, furono chiamati cristiani. Non dice i credenti si diedero il nome di cristiani, furono chiamati cristiani. Che vuol dire di Cristo, che vuol dire come Cristo, che vuol dire hanno visto Cristo. Ad Antiochia, per la prima volta, gli abitanti di quella città hanno riconosciuto Cristo, ma non in Gesù Cristo, personaggio storico, in altri uomini, in altre donne. Li hanno riconosciuti e hanno detto cristiani. Gli hanno affibbiato quel nome. Hanno evidentemente riconosciuto una somiglianza. Li hanno chiamati così. Noi siamo la prova che Gesù esiste. Quando qualcuno che ci frequenta è scettico, se ci frequenta, il suo scetticismo deve andare via. Può avere 1000 altri dubbi, ma un dubbio non deve mai averlo, che Gesù esiste, perché ci siamo noi nella sua vita, perché siamo noi presenti nella sua vita. Osservate quello che dice il Signore in questo insegnamento. Voi siete il sale della terra, il sale dà sapore, lo sappiamo. Voi siete la luce del mondo, e dice... fa 2 applicazioni per spiegare meglio questa figura. Una città posta sul monte non può rimanere nascosta. Stavo pensando, proprio questa mattina ho chiesto conferma a mia moglie, non so quanti di voi hanno fatto l'autostrada del Sole, che dal nord arriva fino a Napoli, poi arriva fino a Salerno, poi da Salerno c'è un'altra autostrada che ha qualcosa di misterioso, che tu per fare 10 chilometri in quell'autostrada ci metti 10 ore, è un mistero, perché tu vai avanti, ma non lo so cosa succede. Vabbè, ma quella è un'altra autostrada, ma nell'autostrada del Sole, se voi superate Firenze, arrivate nei pressi di Roma, a un certo punto voi incontrate, c'è una grossa spianata, è pianeggiante, non ci sono montagne dopo l'Appennino, voi incontrate un promontorio, una collina, e sopra quella collina c'è una città meravigliosa che io mi sono ripromesso di andare a visitare, è la città di Orvieto. Non sto facendo pubblicità turistica e culturale, ma se ci volete andare, insomma, la nostra nazione non si chiama a torto il bel paese. Ma perché vi dico questo? Perché sono passato qualche volta, sempre mi ha colpito, perché si vede, è lì, ed è proprio una città su una collina, e non è nascosta perché è a strapiombo su quella collina, è evidente, ed è bella da vedere solo dall'autostrada, immagino che sarà bella pure da visitare. Funziona così, ma non si può vedere da Arona. Se vi ho messo la curiosità, dovete prendere la macchina e andare proprio lì. Poi dice Gesù, non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutto Israele. No, essa fa luce a tutti quelli che sono in quella casa.
cioè a chi è intorno a quella luce, a chi è nei pressi di quella città. Il sale dà sapore all'acqua che bolle della mia pentola quando devo preparare la pasta, non la vostra. Certo, il sale in generale dà sapore, ma il sale che getto nell'acqua della pentola dà sapore alla mia acqua, non alla vostra. Cosa voglio dire? Che questi esempi che fa Gesù dicono che il sapore, il senso, ha effetto a chi è intorno a noi. Non è un insegnamento universale. Voi siete il sale dell'universo, voi siete il sale del mondo nel senso ogni nazione, ogni secolo. No, è molto pratico il Signore. Voi siete il sale del mondo nel senso che ognuno di voi porta me lì dove si trova. E uno per uno, contesto dopo contesto, ambiente dopo ambiente, prova dopo prova, situazione dopo situazione, diventa la prova che io, dice il Signore, esisto. Io per parte mia, voi per parte vostra. Questo è il compito, questo è l'obiettivo, questa è la missione, questa è la prospettiva per noi. Perché, fratelli, diciamo la verità. Noi non è che riusciamo a dare molto sapore al mondo, alla società. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa abbiamo da portare? Il profeta Michea dice: con che cosa verrò davanti al Signore? Che cosa ho di mio? Molti pensano di avere qualche qualità. Non vi offendete se vi dico che non avete alcuna qualità capace di cambiare, non dico il mondo, ma le altre persone. Non abbiamo nulla che può cambiare le persone. Ma Gesù dà senso. Gesù dà sapore alla vita degli uomini. Gesù dà luce nel cammino tribolato di ogni persona. Gesù dà significato a ogni cosa. Gesù illumina. Gesù riempie la vita. Di Gesù il mondo ha bisogno, non di noi. Ma Gesù si fa conoscere attraverso di noi. È così, infatti gli scrittori sacri usano molte espressioni riguardo a questo. La vostra buona condotta, le vostre buone opere, voi siete la lettera di Cristo. Egli si è separato e preparato un popolo zelante nelle buone opere. Non sto parlando di buone opere come intende il mondo, Oh, facciamo opere di beneficenza, così vedranno che c'è qualcuno buono nel mondo. No, noi stiamo parlando del fatto che noi siamo la prova vivente che Gesù esiste. Vedendo quello che fate, vedendo quello che siete, il mondo vede me. Signore, ma sono io così importante che tu decidi di sostituire me con te nella mia vita? Sì, questa è la grande missione della Chiesa, questa è la grande prospettiva, la nostra vita usata da Cristo per proseguire il mandato di evangelizzazione universale che è Gesù che ha iniziato. Voi sapete che Gesù, che Dio, non ha mai iniziato un'opera lasciandola incompiuta. Gesù è venuto, ha iniziato un'opera e la sta proseguendo e la porterà a compimento. Come? Attraverso di noi. Sta andando avanti, sta annunciando il Vangelo a ogni creatura attraverso di noi. Che onore, che privilegio. Secondo il piano di Dio, noi che siamo il suo corpo nel mondo, agiamo per Lui. Non è troppo ambizioso, non è troppo spaventoso dire che in qualche modo noi dobbiamo essere Lui nel mondo. Noi siamo i Suoi ambasciatori. Paolo era così consapevole che scriveva: non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me. Cioè, dove vado io, le persone si devono accorgere non di me, ma di Cristo. Devono dire, mi è parso, sono stato distratto con la coda dell'occhio, mi è parso di udire Cristo Gesù, mi è parso di vedere all'opera Cristo Gesù, poi guardano meglio e vedono noi, ma poi chiedono meglio e noi diciamo, Gesù mi ha detto che io sono il sale della terra, non ti stupire se ti è parso di vedere Gesù. Io non c'entro niente, è l'opera sua in me. Alleluia. Fratelli, questo riempie la nostra vita. Questo riempie il mondo di un messaggio così straordinario che le persone non possono avere dubbio, possono non accettarlo, possono resistere, possono temporeggiare al loro danno, ma non possono avere dubbi sul fatto che Gesù esiste. Perché solo Gesù può cambiare un cuore, solo Gesù può trasformare una vita. Le nostre azioni sono le azioni di Cristo. Cristo se ne appropria e le usa per dimostrare che Lui esiste. Le nostre azioni, quello che noi facciamo, chiaro, quello che noi facciamo sono le azioni di Cristo. Noi non apparteniamo più a noi stessi, siamo stati acquistati a prezzo. Quindi quello che noi facciamo non è di nostra proprietà, sono le azioni di Cristo, le nostre decisioni. Come agiamo in casa? Come agiamo all'ufficio postale? Come agiamo al lavoro? Quelle azioni sono le azioni di Cristo. Qualcuno ci vede lavorare, non so se qualcuno è in fabbrica, alla catena di montaggio, qualcuno è in ufficio a sbrigare documenti, telefonate, qualcuno ha compiti di responsabilità, allora deve gestire delle persone. Chi ci vede deve strofinarsi gli occhi e dire ma io conosco il suo nome, ma mi sembra di vedere Gesù, mi sembra di vedere le azioni di Gesù. Eh sì. E allora diranno, ma non sei Gesù. E noi diremo, no, non sono Gesù, ma sono la prova che Gesù esiste. Quello che tu vedi di Gesù in me, e l'ha fatto Lui in me. Ha compiuto un'opera. E io adesso sono mandato da Lui a far vedere a tutti che solo Lui è capace di cambiare una vita e renderla somigliante a Lui. Le nostre azioni sono le azioni di Cristo. Le nostre reazioni sono le reazioni di Cristo. Ah, adesso ci vuole raccontare la storia del porgi l'altra guancia. Sì. Sì. No, fratello mio, in questo mondo, se tu porgi l'altra guancia, se non ti fai furbo, se non sistemi le cose, devi sgomitare. È bello sentire queste belle parole qui, ma il mondo è un'altra cosa. Sapete che quando noi facciamo così, il mondo continua ad avere dubbi che Gesù esista davvero. Perché se Gesù avesse fatto come facciamo noi, non sarebbe il Salvatore, non sarebbe Dio, non sarebbe uno diverso. Uno diverso ci doveva salvare, non uno come noi, che fa scazzottate con gli altri, che pesta i piedi per fare un passo in avanti ed essere promosso prima degli altri. Uno diverso doveva cambiare il mondo e uno diverso è venuto. E le nostre reazioni, quando ci pestano il piede, non devono far vedere il lupo che si nasconde con la veste di pecora, devono far vedere Gesù. Come l'agnello muto davanti a chi lo tosa, egli non aprì la bocca. Eppure erano i nostri misfatti quelli che portava. Chi vede noi, le nostre reazioni, deve dire, ma chi reagisce così non sei tu. Solo uno conosco che reagisce in questo modo.
è Gesù, ma mi sembra di vedere Gesù. E noi diciamo, sì, Gesù esiste. Alleluia. Le nostre parole sono le parole di Cristo. Le nostre parole sono le parole di Cristo. E se noi non ci aspetteremmo mai di sentire in bocca a Cristo le parole che sono in bocca nostra, allora noi siamo ben coscienti di quello che dobbiamo dire. Perché Cristo parla per tramite nostro. Chi ascolta noi deve ascoltare Cristo. Sì, ma io parlo di Gesù, dico che Gesù è buono, vuole salvare. Vi dico un segreto. Gesù non stava 24 ore su 24 ore a parlare alle folle di Dio, della salvezza. Ma sapete che Gesù aveva dei momenti di relax, dei momenti in cui scherzava coi bambini, dei momenti in cui cenava coi discepoli, parlava delle cose materiali. Dove andiamo a preparare la cena? Cosa vuoi? Quanti tavoli qui? Non stava parlando della vita eterna. Quando noi parliamo, devono sentir parlare Gesù, ma anche nelle cose della nostra vita quotidiana. Come ragioniamo, quando dobbiamo fare degli acquisti, quando dobbiamo muoverci nel mondo. Devono sentire Gesù parlare, persone modeste, persone assennate, persone pazienti, persone che hanno una buona parola, persone che non parlano sopra le righe, persone che non hanno un parlare volgare. L'altro giorno mi diceva mio figlio che un suo amico gli diceva: io ti stimo perché tu non dici le parolacce. Mio figlio è piccolo, ancora non ha fatto un'esperienza col Signore, ma ringrazio il Signore che forse una qualche influenza cristiana la sta ricevendo. E mi rendo conto che non è facile per chi non conosce il Signore avere assenza di scurrilità, volgarità. E il nostro parlare è il parlare di Cristo. E allora la domanda ce la dobbiamo fare: ma noi potremmo prendere tutte le parole, dalla prima parola pronunciata al mattino a quella pronunciata all'ultimo minuto prima di addormentarci? È un problema un po' per i logorroici, perché ne hanno di parole da valutare. Chi parla poco dice: io l'esame è più breve per me, ma vale per tutti. Possiamo dire dalla prima parola pronunciata all'ultima, alla sera tardi, prima di addormentarci, posso prendere le mie parole e dire: quelle sono le parole di Cristo. No, qualcosa devo cancellare. Fratelli, Cristo sarà dimostrato esistente nel mondo quando, udendo il nostro parlare, diranno: ma anche quando non parli di Gesù, mi sembra che c'è Gesù nelle nostre conversazioni. Sei sempre così prudente, saggio, amorevole, non malizioso, non tagliente. Mi sembra Gesù. E noi diremo: sì, io sono la prova che Gesù esiste. I nostri sentimenti sono i sentimenti di Gesù, perché Gesù ha fatto albergare lo Spirito Santo nel nostro cuore e ha messo i suoi sentimenti. Quali erano i sentimenti di Gesù? E Gesù, quando guardava le folle, stava a fianco ai discepoli. Sono sicuro che i discepoli sbuffavano, dicevano: sempre da noi vengono, Gesù, questi sono degli approfittatori, vogliono la guarigione, vogliono il pane, vogliono mangiare. Magari ne hanno combinata una grossa e vengono da te che non sai niente e vogliono da te la consolazione. Tu non sai niente, vogliono che tu dici: Gesù vi ama, il Signore vi si prenderà cura di voi, e non sai quante ne hanno combinate. E invece Gesù li guardava le folle e ne aveva compassione, perché le vedeva come pecore scorticate e allo sbando, e aveva pietà di loro. E allora li perdonava
stava con loro, stava lì a prendersi cura di loro. I nostri sentimenti sono i sentimenti di Gesù. Quando vedono il nostro cuore provare quei sentimenti nel mondo, si fermano e dicono: sì, non ho più dubbi, Gesù esiste, perché ha lasciato un segno nel suo popolo. I suoi redenti dimostrano la sua esistenza. I nostri modi sono i modi di Gesù. Nel mondo di modi di fare ne vediamo. E che i seguaci di Gesù hanno i modi di Gesù. Vanno nel mondo, in giro per il mondo con i modi di Gesù, con il modo di fare di Gesù. E allora gli altri li riconoscono e dicono: no, tu non mi convinci. E io non ti devo convincere, mi devi solo guardare. Io sono il sale della terra, la luce del mondo. Io ho i modi di Gesù. Vuoi vedere com'è Gesù? Guarda come mi comporto. I nostri pensieri sono i pensieri di Gesù. A che cosa pensava Gesù? Quando incontra la Samaritana e avevano fame lui e i discepoli erano andati a prendere da mangiare. Tornano i discepoli e Gesù gli dice: ma il mio pane è fare la volontà del Signore, il mio pensiero è servire il Signore. In tutto quello che io faccio ho pensiero all'opera di Dio, non penso mai a me, non penso mai al mio benessere, non penso mai alla mia tranquillità, non penso mai al mio tornaconto, non penso mai ai miei possedimenti. Io penso a Dio, io penso a quello che Dio mi ha affidato. I nostri pensieri sono i pensieri di Gesù. In ogni cosa che facciamo noi pensiamo all'opera di Dio, noi pensiamo a che cosa può fare Dio per mezzo delle nostre decisioni. E il mondo ci vede e dice: Gesù esiste. Fratelli, questo passo di Gesù non è un'accusa, non è un rimprovero, non è un'esortazione. Voi dovete fare questo, dovete fare quello. È una promozione, è un incarico superlativo. Voi sarete me nel mondo. Voi sarete i miei portavoce, voi sarete la dimostrazione. Se il mondo dirà che io non esisto, è perché non vi ha visti. Ma se il mondo vi vedrà, dirà: Gesù Cristo esiste. Io mi prendo di emozione, di tremore, di eccitazione nel sapere che questo è il mio senso nella vita. A casa mia chi mi vede può dire tutto quello che vuole, ma una cosa non può dirla: Gesù non esiste. Perché ho delle parole di Gesù, i sentimenti di Gesù, i pensieri di Gesù, i modi di Gesù, le reazioni di Gesù, le azioni di Gesù. Vede Gesù nella mia vita. Questo è un mandato. Questo è, dicevo, la promozione della nostra vita. Chi si sente l'ultimo? Ma come facciamo a sentirci gli ultimi quando siamo di Cristo? Egli ci ha proiettati nel mondo dicendo: voi sarete la dimostrazione. Il mondo vi vedrà e vedrà me. Vi vedrà e vedrà me. E allora proseguirà il grande mandato: andate, e così il mondo mi incontrerà, dice il Signore, mi riconoscerà, mi conoscerà e verrà salvato. Amen. Ci alziamo in piedi e ringraziamo il Signore che ha fatto di noi